Andiamo avanti, si prosegue in musica. Già il mese scorso lo abbiamo presentato, Tanti Amori, cioè il nuovo lavoro discografico di Raffaello. Salve a tutti e ben ritrovati. Come va Mario? Tutto bene a te? Sempre in forma, elegante, affascinante. Ciao a tutti. E devo dire che anche tu ti stai riprendendo alla grande, so sì. che vai a correre, stai a dieta. Sono sceso 11 kg. Hai capito? Di 10 anni fermo. Altri 10 ancora. Vabbè, ma voglio dire, arriverai. Out, poi settimana prossima mi gira un po' la testa, dai. Quando si fa la dieta succede. Tanti amori per voi. Come sta andando questo Tanti Amori? Non mi lamento proprio, Mario. Bene. Sta andando bene, come d'altronde me lo aspettavo, perché abbiamo lavorato sodo su questo disco, prodotto e distribuito dalla Zeus Record Serie Oro, arrangiamenti curati dal grande maestro Gianni Cucinello. E cosa dire? Tanti amori, oggi farò ascoltare 2 brani. Ma se ti stringe è Amanda innamorata. Ma se ti stringe è un'Amanda innamorata? Credo proprio di sì, perché guarda, io voglio far vedere tutto il tuo lavoro discografico, anche all'interno, tutte ste foto. Devo dire. La foto in sala, questa che ho fatto. La foto in sala. Una cosa nuova che non ho mai fatto. Foto in sala alla Zeus. Bene. Allora, vuoi salutare qualcuno? Ma i fratelli Marigliano, tutto lo staff, la direzione di questa stupenda struttura che è Villa Cupido, e a tutti i raffeliani che seguono Villa Cupido. Tu fattere raffeliani mi è piaciuta. Allora è il momento che tutti i raffeliani devono ascoltare le 2 canzoni di Raffaello. Giusto. Un baciottolo, ciao. Senti che sale dentro te quel dolce amore, unico come sogni tuoi, sembra perfetto, nessun difetto, va tutto ok. Innamorata, prima non è successo mai, lui nel tuo cuore, dire ti amo adesso poi in alto mare. Può viaggiare, questa storia chi ti dà quello che vuoi, ti dà quello che vuoi. Ma se ti stringe, la sua mano scende un po' più giù, cambi colore e diventi rossa un po' di più. Hai un po' paura di fare l'amore alla tua età, ti batte un cuore, ma spogliarti ancora non ti va. È un grande amore, ma baciarti solo adesso puoi farlo impazzire, con le dolci labbra che tu hai, di stare uniti senza dargli l'altra tua metà, ma col tempo tutto poi succederà. Se lui ti ama, quello che poi lui ti darà si può frenare. Se lui ci prova e non ti va, deve capire, non litigare. E così una storia non finirà mai, non finirà mai. Ma se ti stringe, la sua mano scende un po' più giù, cambi colore e diventi rossa un po' di più. Hai un po' paura di fare l'amore alla tua età, ti batte un cuore, ma spogliarti ancora non ti va. È un grande amore, ma baciarti solo adesso puoi farlo impazzire, con le dolci labbra che tu hai, di stare uniti senza dargli l'altra tua metà, ma col tempo tutto poi succederà. È un grande amore, ma baciarti solo adesso vuoi farlo impazzire, con le dolci labbra che tu hai, di stare uniti senza dargli l'altra tua metà, ma col tempo tutto poi succederà.